ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Ha rotto il silenzio in merito al scandalo Cannes. L'assessore al turismo della regione siciliana Francesco Paolo Scarpinato ha avuto da ridire invece sul budget scelto per il finanziamento dell'evento. Anche Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, che ha chiesto all'assessore di dimettersi. Scarpinato ha esplicitamente risposto che non ha intenzione di lasciare il suo incarico perché non avrebbe alcuna colpa. Si sono riuniti a Favignana, in provincia di Trapani, i sindaci delle isole minori della Sicilia. L'obiettivo dell'incontro era capire come procedere per la risoluzione dei problemi che affliggono le loro comunità. Uno dei punti all'ordine del giorno è stato relativo ai collegamenti marittimi e al mancato rinnovo delle tariffe agevolate per forze dell'ordine, operatori sanitari e scolastici incaricati di pubblici servizi e per i pendolari. I primi cittadini hanno deciso di portare avanti iniziative comuni fino al miglioramento dei collegamenti che al momento appaiono tutt'altro che soddisfacenti e al ripristino delle tariffe agevolate. E ci spostiamo a Catania, dove la Guardia Costiera ha proceduto al sequestro di circa 300 kg di tonno rosso sotto taglia minima di riferimento, 5 esemplari di lampuga e 2 di ala lunga privi di tracciabilità rinvenuti all'interno di un veicolo privato in località Acitrezza. Il pesce in questione è stato rinvenuto all'interno di una Fiat Panda. All'autista sono stati elevati verbali amministrativi per complessivi 34.500 euro. Nel corso di ulteriori controlli sono stati rinvenuti in un rivenditore all'ingrosso di Riposto la presenza di 26 esemplari di pesce spada provenienti dal Mediterraneo, il cui commercio in questo periodo dell'anno è assolutamente vietato. Per questo il trasgressore è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 2.666 euro. Nuovi ritocchi al ribasso sulla rete nazionale dei prezzi dei carburanti. Dopo il giro di tagli decisi in questi giorni dagli operatori, le medie dei prezzi praticati sono in lieve discesa. Intanto è terminato l'incontro tra la delegazione del governo e i rappresentanti dei distributori di carburante. Per ora lo sciopero resta confermato. Il governo, secondo quanto si apprende, vedrà di nuovo i sindacati della categoria prima dello sciopero previsto il 25 e il 26 gennaio. Sembra che ci sia il terreno per scongiurare lo stop dei benzinai. La revoca dello sciopero dipenderà soltanto dal decreto di modifica. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle ore 20. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.